Ben ritornati con noi cari telespettatori. Allora, siamo vicini ancora alla data dell'8 marzo, ma non è per questo che vogliamo comunque dedicarci, lo facciamo periodicamente quando abbiamo l'opportunità, a parlare dei centri che si occupano dell'assistenza alle donne che si trovano in difficoltà. In modo particolare è un momento anche per fare un bilancio, perché è stata tirata una riga ed è stato fatto un bilancio dal Centro Veneto Progetti Donna della emanazione dell'Auser. E noi abbiamo il piacere di avere con noi la coordinatrice Patrizia Zantedeschi insieme a Mariangela Zanni della comunicazione, proprio per capire, per ricordare a tutti quanti voi, perché sappiamo che repetita Juvent, la valenza, l'utilità, cos'è il Centro Veneto Progetti Donna. Mi rendo conto che per gli addetti ai lavori, per chi lo conosce, è un ripetere le cose, ma sappiamo bene che per chi ci ascolta non è così, e poi per capire anche come funzionano, quali sono i risultati conseguiti. Dicevamo prima fuori onda con le nostre ospiti, un aumento ogni anno del 20% delle persone che afferiscono a queste strutture è significativo. Mette le strutture un po' in difficoltà, perché ovviamente gli strumenti a disposizione anche economici, come sempre, sono quello che sono, però fanno anche comprendere la dinamica di un problema che siamo nel 2015, esiste ancora. Le donne subiscono violenza non soltanto psicologica o verbale, ma anche fisica, e violenza anche importante. Allora, cominciamo un po' a capire queste dinamiche, come si svolgono. Però prima dei vostri dati, perché li avete resi un po' ufficiali, avete tirato un po' la riga, no, con l'8 marzo, per vedere qual è la situazione. Sì, ogni anno facciamo questa conta, ci serve per capire dove stiamo andando e soprattutto, ed è quello che diciamo ogni anno, ci rendiamo conto di quanto siamo efficaci su questo territorio. Come hai detto bene, il 20% di solito è l'aumento di ogni anno. Quest'anno abbiamo chiuso, cioè il 2014, a 300, sì, a 800, io sono rimasta a 827 casi di donne che si sono rivolte a noi. Che poi un 20% per un'azienda è un risultato straordinario, forse in un momento di questo tipo, per cui rendiamoci conto che stiamo parlando di percentuali Sì, notevoli. anche per noi è sicuramente un successo e un grande risultato, anche perché diciamo sempre che questo non significa che il problema della violenza sta esplodendo nel nostro territorio, che le donne venete sono più vessate di quanto non fosse anni fa. E questo è un dato che ci dice che ne raggiungiamo di più, che molte donne oggi, grazie anche alle campagne di sensibilizzazione, grazie anche al fatto che il centro antiviolenza a Padova da qualche anno è una realtà che sta sedimentando anche nei servizi, le forze dell'ordine, sta cambiando anche la mentalità e quindi le donne si rivolgono con maggiore fiducia. Sappiamo anche che per i prossimi anni noi dobbiamo attenderci un incremento anche maggiore. Addirittura. Sì. Perché? Perché le donne che arrivano ai centri antiviolenza o alle forze dell'ordine o in pronto soccorso, normalmente per violenza soprattutto fisica o anche psicologica, economica, quella che fa più impressione è ovviamente quella fisica, quella più di cui si vedono i segni, ma non è l'unica. Quindi stiamo parlando di una violenza che riguarda le relazioni delle donne, quasi sempre, noi questo ormai lo diciamo da tanto, parliamo di violenza nelle relazioni intime, violenze che di solito, quasi sempre, sono vecchie di anni. Quasi mai al primo schiaffo o alla prima sensazione che qualcosa non torna nella relazione in cui ci si sente intrappolati, ci si rivolge ad un centro antiviolenza. Noi abbiamo donne che come minimo sono 2-3 anni, ma sono anche i 10, i 20 e i 30. Noi abbiamo anche donne anziane, 30. donne grandi, insomma, che hanno vissuto tutta la loro storia familiare, hanno cresciuto i figli dentro relazioni violente. Cos'è che scatta e fa sì che a un certo punto una persona dica basta, adesso non ne posso più, queste angherie, queste continue vessazioni, anche appunto che sfociano nella violenza fisica, è ora di dire stop? Dipende, non c'è un caso particolare, ci sono molte situazioni che
inducono le donne ad uscire. Dipende anche molto dall'età delle donne. Nelle donne grandi è quando i figli sono fuori casa, che finalmente... la solitudine davanti a... Esatto, e anche la sensazione di poter dire questa cosa senza che comprometta gli equilibri familiari. E scenda il mondo. Nelle donne più giovani spesso è la percezione che i figli stanno entrando dentro la relazione o si mettono in mezzo. Noi abbiamo molti casi in cui sono i figli, non i grandi, hanno 10 anni, magari 12 anni, e si chiudono nel bagno per chiamare i carabinieri o si mettono in mezzo e quindi vengono coinvolti nelle violenze. La paura che i ragazzi, i bambini soffrano più di quanto e possono essere compromessi, oppure la paura che questo faccia intervenire per esempio il comune, le forze dell'ordine, e che questo comprometta la genitorialità. Quindi i servizi sociali sostanzialmente. Servizi sociali. La più grande paura delle donne è questa, cioè che la situazione in cui si trovano, che è di difficoltà anche spesso economica, spesso comprometta il diritto per esempio di poter stare con i propri figli. Bravissimo, ecco, lo interrompo perché ha toccato un aspetto relativo anche a una mail che c'era arrivata tempo fa, nel senso una persona chiedeva quando può succedere questo, quindi quando effettivamente i servizi sociali intervengono e ti possono portare via i bambini, cioè qual è la situazione che si viene a configurare, anche perché chi non ha contezza, chi non conosce la realtà nostra, effettivamente non ha le dimensioni, certo, ha paura di informarsi, non sa a chi rivolgersi, magari vede i film americani dove ci sono meccanismi diversi e tutte le... Qui quando succede e quindi quali sono gli step che fanno arrivare a questo passo? Perché esiste questa paura, a quanto ho capito? Sì, esiste anche perché normalmente a una donna il compagno, il marito, questa cosa gliel'ha detta almeno tutti i giorni. Minacciata quindi. Esatto, è una minaccia costante. Quindi viene utilizzata come ricatto, insomma. Sì. E che si attacca su una fragilità, su una paura anche reale nei confronti di un meccanismo che tutti pensano che sia così, appunto, che intervenga per salvare, per accudire, per tutelare i bambini. E la più grande paura delle donne è: se io non ho un lavoro, non posso mantenere i miei figli, perché ovviamente se mi separo, se lo denuncio, se non avrò più la possibilità di mantenere i miei figli, mi porteranno via i bambini. Questa è proprio una cosa, ancora ieri abbiamo accolto una donna la cui paura più grande non è di venire ammazzata dal compagno, ma che qualcuno possa portare via i bambini, perché dal punto di vista del reddito, della produzione del reddito, della sicurezza che può offrire ai suoi figli, siamo proprio scarsi. Allora noi diciamo sempre che questo non è mai perlomeno ce l'auguriamo, ecco, poi può succedere di tutto nella vita, perché poi davvero quello che è reale, che è vero, è che una donna che sceglie di uscire dalla violenza e quindi di opporsi a questa violenza, deve entrare anche in un percorso legale che attesti questa situazione, che ponga rimedio, e che una separazione, sono percorsi molto lunghi. In questo percorso la tutela dei figli è una cosa importante. Bisogna proprio anche attrezzarsi. Diciamo che uno degli apporti del nostro centro per le donne che seguiamo è anche questo: accompagnarli in questa difficile strada che contrappone due genitori, oltre che una donna vittima di violenza. E ricordiamoci che i diritti del padre sono, per il nostro ordinamento giuridico, pari a quelli della madre anche in queste situazioni, finché non vengono come dire, viste in tutta la loro gravità. Ecco, ma volevo chiedere proprio cosa, se non è la mancanza di mezzi di sostentamento, quindi anche se non riceve soldi dal marito, non ha soldi, non è questa una delle condizioni. No. Qual è l'elemento che può far sì che intervengano i servizi sociali e come intervengono i servizi sociali, cioè chiamati da chi? Secondo noi i servizi sociali, quando ci sono dei minori, devono
essere presenti. Intervenire è una parola che fa molta ansia, ma devono essere invece presenti per seguire una situazione di bambini, di ragazzi che è molto esposta. Non significa che tolgano i figli, io non, insomma, in tutti questi anni di figli tolti ne ho visti pochissimi. Il nostro è un ordinamento che tutela tantissimo la famiglia. Come controparte c'è molta paura nelle persone che invece questo avvenga. Cioè deve essere che la madre si comporta in modo sconsiderato, quindi magari che si droga, abuso di alcol, quindi ci devono essere comportamenti oggettivi di negligenza nei confronti della prole. Sì, ma comunque non funziona mai come nei film americani che arriva l'assistente sociale e poi... Che invece tanti immaginano. No. Questo riguarda la tutela minorile, che non è di nostra competenza ovviamente. Sono processi molto lunghi, molto lenti. Ci sono dei giudici che si avvalgono della valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori. Sono percorsi molto lunghi. Non hanno mai a che fare con il fatto che una donna sia vittima di violenza o abbia un reddito scarso. Certo, però dobbiamo dire che il fatto che le donne non abbiano un reddito rende tutto molto più difficile. Ecco, non vorrei sottovalutare questo aspetto che sta diventando molto più pesante in questi anni, ovviamente. Se prima le donne che si rivolgevano al centro, noi abbiamo sempre detto, sono donne forti, non sono donne deboli, sono donne forti che hanno la capacità di riprendersi, di ricominciare. Oggi però effettivamente il problema della casa, il problema del lavoro è un serio problema. Questa è davvero ma non perché gli togliamo i bambini, ma perché non abbiamo la possibilità di farle stare sulle loro gambe e di ricominciare una vita dignitosa. E quindi questo è un elemento che fa sì che la violenza venga perpetrata anche nel tempo, la persona non reagisca mai sostanzialmente, se non è uno degli elementi che rendono problematica l'uscita dalla violenza. Poi ce ne sono tantissimi altri anche di carattere emotivo, affettivo. Questa persona, la stragrande maggioranza di donne vittime di violenza la subisce dentro la casa, nella relazione più intima che c'è. Quindi questo è un altro dato anche allarmante. Parliamo anche di dati concreti, insomma, che cosa emerge nello spaccato che avete fatto? Sì, noi abbiamo aggregato, è già da un paio di anni che abbiamo ci siamo uniti tra centri antiviolenza del Veneto e ogni anno in occasione dell'8 marzo e del 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vogliamo dare i dati aggregati appunto di tutti i centri che fanno parte del nostro coordinamento. Che si trovano dove? Sono i centri di ogni capoluogo di provincia e in più la città di Bassano. Sono tutti centri gestiti da organizzazioni di volontariato o cooperative e che sono la nostra interfaccia nelle varie province della regione. Nel 2014 abbiamo accolto in tutto all'incirca 1500 donne. Di queste donne la stragrande maggioranza, quindi si parla del 93%, sono state vittime di violenza all'interno delle mura domestiche, quindi il cui autore della violenza era principalmente il marito, il partner, il compagno. E il restante 7% sono state vittime di violenza all'esterno delle mura domestiche e comunque l'autore della violenza era sempre una persona conosciuta. Emerge anche dai dati regionali, non solo dai nostri dati di Padova, che la gran parte delle donne che subisce violenza è relativamente giovane, ha un'età compresa tra i 30 e i 50 anni e quasi tutte hanno figli, molto spesso minori. I nostri dati ci dicono che all'incirca su 827 donne più di quasi 600 hanno figli minori. E quindi questo è un dato che emerge anche non solo appunto dalla nostra realtà, ma anche da una realtà nazionale. Vediamo spesso che i dati dei centri antiviolenza seguono più o meno lo stesso trend, sia per quanto riguarda l'età, sia per quanto riguarda
appunto la presenza di figli, e poi c'è anche da dire sono tutte donne che hanno una scolarità medio-alta, sono donne quindi che anche spesso hanno un lavoro, adesso in quest'ultimo periodo un po' meno, nel senso che la disoccupazione, la crisi ha avuto un effetto anche sulle donne, anzi forse anche maggiore. Comunque come diceva prima Patrizia, la mia collega, queste donne sono donne forti e noi lo abbiamo visto anche per quanto riguarda la ricerca lavoro. Quando una donna si rivolge a noi e decide proprio di cambiare vita e viene anche accolta in una delle nostre strutture, molto spesso riesce a trovare lavoro facilmente, nel senso che viene sì aiutata da una rete comunque con cui noi collaboriamo, ma è una donna che ha delle risorse interne molto forti e che vuoi perché per la motivazione comunque di dover sostenere i figli, ma anche proprio perché vuole cambiare vita, riesce a trovare un lavoro che le permette quasi sempre di avere una vita dignitosa e quindi di poter cominciare una nuova vita. Ecco, questo peraltro è anche molto importante, questi dati che stiamo commentando, perché non è che il reagire, l'entrare in queste situazioni tipo comporta una fine della tua vita, viene visto come un momento terminale, ma in realtà un approccio con una nuova modalità di esistenza e magari molto più vivibile, più responsabile, più gratificante. Certo che ci sono dei gradini da superare. Sì, questo è quello che noi speriamo sempre quando una donna si rivolge a noi, è quello che le incoraggiamo a sperare e a costruire. A volte però non è così, o perlomeno i tempi per la ricostruzione di questo percorso di vita sono troppo lunghi. A volte purtroppo ci sentiamo dire se avessi saputo com'era difficile non avrei iniziato questa strada. Purtroppo sì, e dobbiamo dirlo, perché non possiamo dire solo che è facile, perché non è facile niente. Potremmo renderlo più facile. Questo è il nostro parere, cioè noi pensiamo che dobbiamo diventare tutti più bravi. Noi da anni, questo è il nostro marchio, abbiamo puntato sulla rete. Non basta il centro antiviolenza per risolvere i problemi delle donne vittime di violenza, non basta il pronto soccorso, la polizia, abbiamo bisogno di tutti. Ecco, quali sono i fattori che rallentano questo processo di reintegrazione, riequilibrio, eccetera? Dipende anche qui dai percorsi. Sicuramente se ci sono figli minori, e come abbiamo visto, come diceva Mariangela, ce ne sono molti, questo rallenta, ed è evidente, è logico, certo, e normale. I percorsi legali per la separazione o per il riconoscimento che c'è stata una violenza sono troppo lunghi. I tempi della vita delle persere non vanno insieme con quelli giuridici, giudiziari e burocratici. Ecco, per lì è allora un problema della giustizia, come sempre, torniamo sempre al solito punto di partenza per tutti. Insomma. Anche solo, noi abbiamo da qualche anno aperto, 2 anni, aperto le case, contribuito ad aprire le case sul territorio, la casa di fuga del comune di Padova, le case di secondo livello, cioè per l'uscita vera e propria, la ricostruzione dell'autonomia, e quell'altro progetto che è venuto su spontaneamente, che è quello dell'accoglienza in emergenza, che oggi è il servizio che davvero salva la vita alle donne e ai loro figli. Tutto questo è un insieme di servizi che finalmente abbiamo, ma che se andiamo a guardare bene i diritti delle donne, i diritti delle persone, perché le donne sono persone umane, e quindi i diritti fondamentali, inalienabili delle persone, una donna che è costretta, e dei bambini che sono costretti a lasciare la propria casa per un rifugio che è da un'altra parte, lasciando lì tutte le loro cose, gli amici, le abitudini, già questo non è propriamente, ecco, questo periodo dovrebbe durare il meno possibile, dovremmo riuscire ad ottenere per esempio allontanamenti più veloci da casa dell'uomo maltrattante. Perché sono così lenti gli allontanamenti? Appunto perché quello che abbiamo detto prima, i tempi della giustizia, anche delle garanzie Quindi ci dovrebbe essere una riforma da questo punto di vista? Un rivedere bisognerebbe oliare
i meccanismi, preparare, dotarci di, come dire, di prassi che agevolino i percorsi. Questo, io non credo che abbiamo bisogno di ulteriori No, perché le leggi. leggi ne abbiamo fin sopra i capelli. Però bisogna che appunto che la rete impari, e tutti noi, adesso ci mettiamo dentro tutti, negli anni stiamo cambiando. Oppure semplificare a questo punto, forse è anche troppo complessa la cosa. Rendere più veloci i provvedimenti. No, chiarissimo. Torniamo su questo aspetto, pochi secondi di pubblicità.